Bentornati a un nuovissimo aggiornamento con le previsioni meteo. Anticiclone di San Valentino sull'Italia, clima pienamente primaverile dopo le piogge dello scorso weekend. Ora trascorreremo un caldo anomalo già in questi giorni, segnalate temperature record 17-18 gradi sulla Valpadana, valori eccezionali, con l'afflusso di correnti umide instabili che scorrono sempre sull'Inghilterra. Lì le condizioni saranno sempre piovose, mentre stabilità e il ritorno di nebbie, foschie anche dense sulla Valpadana e temperature molto sopra la media stagionale. La possibilità che possa formarsi un minimo sul Tirreno è ancora medio-bassa, ma potrebbero formarsi dei temporali rovesci tra la serata di sabato e la mattinata di domenica lungo il versante tirrenico e le due isole maggiori, con temperature sempre sopra la media del periodo. E notiamo proprio da questa grafica, la giornata di venerdì, notiamo come un minimo depressionario agirà sul Nord Africa portando dei rovesci senza interessare però le due isole maggiori. Questo porterà delle precipitazioni proprio sul Nord Africa. La discesa di correnti umide nella giornata di sabato potrebbero scaturire soprattutto al nord-ovest e sulle Alpi delle precipitazioni. Anche sui rilievi prealpini è possibile, come anche sulle alte pianure, qualche debole precipitazione, seppur debole, molto sporadica e in rapido esaurimento. Questo flusso d'aria umida dovrebbe permanere anche nella giornata di domenica per formare un piccolo minimo proprio tra la Corsica e il Mar Tirreno. Questo minimo stazionerebbe e porterebbe alla formazione di qualche rovescio locale, soprattutto sul Mar Tirreno e lungo il versante tirrenico. Questo vortice potrebbe agire in modo più deciso soprattutto dalla giornata di lunedì, quando la discesa di un ulteriore vortice dalla Danimarca carico d'aria più fresca e umida porterebbe alla formazione di un minimo più consistente e molto più corposo sul centro Italia. Questo favorirebbe quindi il ritorno di precipitazioni soprattutto sul centro-sud, sulle due isole maggiori, e di conseguenza il ritorno a una fase instabile con temperature in media col periodo e anticicloni sempre situati sull'Europa occidentale e uno situato sull'Europa orientale. Se infatti andiamo a vedere le precipitazioni, notiamo infatti come la giornata di martedì sarà appunto contraddistinta da piogge molto più decise, come vedete, con la formazione di questo minimo sul centro Italia, sull'Appennino, ritorno di qualche nevicata, quote comunque medio alte sull'Appennino, sui 1300-1400 metri circa, piogge molto deboli sporadiche sul nord, sulla Valpadana, che saranno in rapido esaurimento già nel pomeriggio di martedì, agiranno principalmente tra lunedì sera e martedì mattina, poi andranno esaurendosi e poi vedete il minimo stazionerà in modo molto più deciso sulle due isole maggiori e sul Nord Africa fino alla giornata di mercoledì, poi indebolendosi e allontanandosi gradualmente per l'espansione dell'anticiclone di origine subtropicale, che riuscirà a riportare condizioni stabili, ancora soleggiate, ma continuerà il tempo a rimanere umido. Nella giornata quindi di giovedì 22 e venerdì 23 febbraio il tempo ritornerebbe pressoché stabile ma umido, quindi ancora nebbioso sulla Valpadana, con il possibile ritorno a fine mese di perturbazioni di origine nord atlantica su tutta quanta l'Italia. Avremo modo però di riparlarne. Ovviamente questa tendenza necessita di ulteriori aggiornamenti. Ancora non si intravedono però perturbazioni dalle caratteristiche invernali. Rimanete come sempre aggiornati.